C'entro anch'io. Di nuovo a Centro Anch'io, speciale Vini Bresciani, ben trovati a tutti e viva Davide Lazzari. Che è sto sorrisetto? Buongiorno. Che hai da guardarmi così? Sto pensando all'argomento della puntata di oggi che a me inizia a fare un po' sghignazzare, perché oggi parliamo di Capriano del Colle Doc. Parliamo di Capriano del Colle Doc, bene, parla. Le domande che volevo farti, che mi ero preparato, erano: dove si trova Capriano del Colle? Più o meno qui. E quindi all'incirca facilitato, e su quale collina si coltiva Capriano del Colle Doc. E quindi esattamente qui. Puntata chiusa, quindi diciamo a posto. La risposta, arrivederci, grazie mille. No, chiediamolo a qualcuno che magari non è di Capriano, abbiamo trovato in centro, vediamo un po'. Oh Davide, non mi sposto dal centro, sono qui anche oggi, sono con il signor Valentino e la signora Alexandra, due giovanotti, giovani. Allora, voi siete bresciani, non bresciani? Bresciano? No. Di dove lei, signora? È Romania. Dalla Romania, molto bene, però insomma da Brescia da qualche annetto, immagino. Sì. E lavoratori, pensionati? Pensionato. Dio la benedica, che bello. Bene, prima di che si occupava, signora? Lavoravo in un ospedale psichiatrico. Molto bene, un lavoro impegnativo, immagino. Molto impegnativo. E vini bresciani, voi li consumate, li conoscete? Sì. Pasti, in che occasioni? Ai pasti, Lugana, che è dalla nostra zona, che io sono proveniente da Desenzano. Mi sembra preparato, mi piace perché mi sembra preparato. Ora gli facciamo subito il quizzettino e vediamo come se la cava. Allora, secondo lei dove si trova la DOC Doc Capriano del Colle? A metà strada tra Brescia e il Lago di Garda, a una decina di chilometri a sud di Brescia, a metà strada tra Brescia e il Lago di Seo, o guarda proprio qui dietro l'angolo di Corso Zanardelli? Queste sono le scemenze che mi inventa il mio Davidone. Vabbè dai, le prime tre, una di queste è giusta, quale? Quella Capriano del Colle. È una decina, sì, Capriano del Colle, ma quindi metà strada tra Brescia e Garda, 10 km a sud di Brescia? Sì. Esatto, quella, molto bene, ha fatto felice il mio amico Davide che si preoccupa. Poi su quale collina, oggi si sta proprio parlando del Capriano del Colle Doc, su quale collina si possono coltivare le uve per la produzione di Capriano del Colle Doc? Sul Monte Netto, sul Monte Orfano o il versante est del Monte Maddalena? Versante est Monte Maddalena? No, è il Monte Netto, perché Capriano del Colle è proprio lì dove c'è il Monte Netto, oppure il Monte Netto è lì dove c'è Capriano del Colle. Fate voi. Grazie. Prego. Ma non so, Valentino, infermiere psichiatrico in pensione, mi guardava con un occhio, come dire, quasi ancora professionale. Occhio clinico, aspetta che me lo studio. Boh, vabbè, e in termini di vini invece come sono andati? Allora, Valentino diciamo che ha indovinato la localizzazione di Capriano del Colle e ha poi sviato sul Monte Maddalena, che è dall'altra parte della città. E in realtà ecco, il Monte Netto è è a sud della città ed è anche un pochetto più basso del Monte Maddalena. Giusto leggermente, magari ne parleremo, ti farò qualche altra domanda sull'altitudine massima del Monte Netto, perché vedi che mi stai già instillando le domande l'altitudine. No dai, ne parliamo un'altra. Di che, del Monte Netto? Esatto. 200 e qualcosa. 200 qualcosa. Lo scopriremo. Mamma mia, solo la Maddalena 600, 800. Comunque a Capriano del Colle vini bianchi, vini rossi si possono produrre, e magari parlando degli abbinamenti natalizi, in tutte le case dei bresciani, anche per prossimità territoriale a Capriano del Colle, il casoncello di Barbariga o il casoncello di Longhena in abbinamento col Capriano del Colle bianco. A casa mia si fa così: mamma Francesca la mattina di Natale stende la sua bella pasta, fa i suoi bei casoncelli e si parte con il pranzo di Natale. Ma si ribelli mamma Francesca, metta lui al lavoro, altro che poi Longhena e Barbariga. Tra l'altro guarda, qua si vede il campanile, si vedono le belle giornate. Va bene, allora questi sono i consigli del bravo, bello e saggio Davide Lazzari anche sui casoncelli, insomma approfittatene e grazie per essere stati ancora una volta in nostra compagnia. Alla prossima, ciao! Grazie. C'entro anch'io.